Bentrovati, sappiamo quanto sia importante avere dei denti sani e un bel sorriso e quanto sia importante soprattutto curare i denti fin da quando si è piccoli. Oggi parleremo di ortodonzia bioprogressiva e lo faremo con un luminare, con il professore Sergio Sambataro, docente di ortodonzia bioprogressiva all'Università di Milano, presidente della Società Italiana di Bioprogressiva ed è direttore anche del Centro di Ortodonzia e Ignatologia COS di Catania. Ben trovato professore, grazie per aver accolto il nostro invito. Diciamo subito in cosa consiste l'ortodonzia bioprogressiva, ecco un termine particolare che è bene spiegare. Allora, l'ortodonzia bioprogressiva è stata ideata dal professore Ricketts negli anni 60 ed è il nome bioprogressivo è stato dato proprio dagli studenti, in quanto Ricketts è stato il primo ad applicare un approccio biologico sin dai piccoli pazienti in maniera progressiva. Questo chiaramente costituisce un grande vantaggio sia per chi appunto subisce il trattamento ortodontico in quanto l'applicazione dell'apparecchio non viene fatta tutta in una volta, sia anche per noi operatori che lavoriamo a settori e per piccoli obiettivi, quindi non rimaneggiamo le arcate dentarie tutte in una volta, ma solo per piccoli pezzi che sono da mettere tra virgolette a posto durante il percorso terapeutico. Lei ha citato il professore Ricketts, famosissimo, ho avuto anche il piacere di conoscerlo perché lei si è specializzato in Arizona proprio nell'istituto diretto dal professore Ricketts, quindi una figura che sicuramente è rimasta scolpita nel suo cuore, ma che è importante averlo conosciuto per la sua proprio formazione. Ci sono tanti bambini adesso che stiamo vedendo con gli apparecchietti. È una moda oppure effettivamente si è già raggiunta l'idea che è bene iniziare fin da piccoli e a che età soprattutto? Allora, sicuramente l'approccio in dentatura decidua, quindi fin dai 5 anni, è l'approccio più giusto, quantomeno una visita ortodontica che riesce a valutare la necessità o meno del trattamento. Però negli ultimi anni c'è stato un grande aumento della prevalenza delle malocclusioni. Dobbiamo considerare che 300 anni fa il mio lavoro quasi non esisteva, perché la prevalenza delle malocclusioni era circa del 6-9% in alcune zone. Ma cos'è cambiato quindi negli ultimi 300 anni? È cambiato l'ambiente, è cambiato quello che mangiamo, ciò che respiriamo e quindi è cambiata la funzione. Quindi come l'ambiente ha modificato alle volte anche il pattern genetico a tal punto da modificare appunto l'apparato stomatognatico, in particolare la masticazione. Lei mi può confermare che i nostri piccoli pazienti deglutiscono, non masticano. Considerate che un molare può caricare fino a 300 kg su centimetro quadrato sul dente, ma noi non lo utilizziamo più in questo modo. Perché usiamo cibi ormai molto morbidi? Utilizziamo cibi molto morbidi, quindi i nostri bambini non masticano più e questo è un grande aspetto. L'altro aspetto è ciò che respiriamo e quindi la prevalenza che c'è in questo momento di allergie che comporta problemi respiratori che causano respirazioni orali e quindi non respirazioni nasali, e queste incidono in maniera negativa sullo sviluppo dell'apparato stomatognatico, ma in particolare della bocca, cambiando il pattern sia respiratorio ma anche deglutitorio e anche in alcuni casi anche fonatorio. Stiamo comprendendo come tutto è connesso, anche la respirazione, anche il respirare con la bocca e non con il naso per appunto delle allergie, come ci sta spiegando il professore, incide sulla masticazione, quindi per malocclusione intendiamo il non allineamento dei denti e quindi una non corretta masticazione, giusto? È giusto questo, però si è visto, e questo anche il professore Ricketts e qui è stato un luminare, perché gli studi antecedenti a lui, quindi antecedenti proprio
proprio agli anni 60 prevedevano solamente la correzione dei denti, cioè l'allineamento. Poi ci si è accorti che applicando queste forze sui piccoli pazienti si aveva proprio una modifica delle basi ossee, quindi proprio una vera ortopedia maxillofacciale che si poteva generare chiaramente nei pazienti più piccoli, quindi più precocemente si interviene, maggiore sarà il successo e quindi minore sarà il ricorso alla chirurgia maxillofacciale che si fa chiaramente in casi di smorfosi molto più ampi attualmente, oppure nei pazienti appunto che non sono stati trattati precocemente in età adulta. Ne va anche della postura, di tutta la colonna, di tutto l'assetto proprio della salute. Passa dalla bocca, non ci pensiamo, non ci riflettiamo, ma è veramente così. Vorrei ricordare il nostro numero di telefono, il 342 74 55 005, con un messaggio, se volete potete rivolgere una domanda al professore Sambataro. A che età è consigliabile una prima visita dal dentista, chiamiamo dentista, il bambino? A che età? Ci sono i denti da latte, ecco, in quel momento si può portare il bambino dal dentista? Assolutamente sì, proprio a 5 anni. Se non ci sono problemi di disformosi come per esempio la palatoschisi o altri tipi di sindromi, 5 anni credo che sia l'età più giusta, dove abbiamo una grande cooperazione da parte dei piccoli pazienti e soprattutto diciamo, a quest'età, proprio sui denti da latte, riusciamo proprio a guidare la crescita. A quest'età l'obiettivo non sono i denti, ma proprio sono le basi scheletriche. Per esempio qui le mamme possono darmi conferma che i bambini verso i 5-6 anni hanno questi denti perfetti, questi visi molto armonici e regolari, ma appena cominciano a cambiare i denti qualcosa diciamo, va storto, perché non ci si rende conto, se non con un occhio esperto, magari quei piccoli dettagli che suggeriscono un approfondimento diagnostico, in quel caso magari fatto con delle radiografie, per valutare la necessità del trattamento ortodontico. Ecco, ci chiede una persona da casa, un nostro telespettatore, è doloroso mettere l'apparecchietto ai bambini? Sono ancora quelli in metallo? Ci sono altre leghe, altri tipi di apparecchietti che si possono applicare ai bambini così piccoli? Allora, ci sono, diciamo che non è assolutamente doloroso, infatti tutte queste, diciamo, l'applicazione di apparecchi viene fatta sempre senza anestesia e le devo dire che la collaborazione da parte dei piccoli pazienti è notevolmente superiore a quella degli adulti. Ovviamente recentemente utilizziamo anche degli apparecchi in silicone, degli apparecchi allergici, ma solo un'accurata diagnosi dopo aver effettuato la visita può indicare il percorso terapeutico più idoneo per il paziente, in funzione chiaramente del problema da correggere. E quanto tempo durerà? Ecco, c'è un'evoluzione, immagino, bisogna periodicamente consultare lo specialista? Assolutamente sì, qui il tempo noi diciamo che gioca a nostro favore, perché il tempo è come un nostro socio, come la crescita lo è, quindi noi dobbiamo sfruttare la crescita, quindi la preoccupazione di questi controlli che all'inizio saranno mensili nel primo anno, massimo secondo anno di cura e poi saranno semestrali, servono solo per vedere nella prima fase del trattamento se l'obiettivo ortopedico è stato raggiunto e poi dopo solamente guidare l'eruzione dei denti permanenti senza il più delle volte nessun altro apparecchietto ed eventualmente intervenire poi in una fase successiva degli 11-12 anni quando vengono cambiati tutti i denti per piccoli spostamenti o allineamenti o nella stragrande maggioranza dei casi senza reintervenire più. E quindi gli obiettivi quali sono? L'obiettivo a 5 anni del paziente in crescita è un obiettivo ortopedico, è un obiettivo che se c'è la necessità dello spostamento delle basi ossee perché queste sono state deformate appunto dall'alterata funzione, come dicevo prima, un'alterata masticazione, un'alterata respirazione. Spesso i bambini per esempio che hanno preso il ciuccio per lungo tempo hanno
i dentini davanti che sporgenti. Ecco, in quel caso già il genitore se ne accorge. Assolutamente sì, qui anche delle deformità derivanti dalle abitudini disfunzionali. Io non le chiamo abitudini viziate perché qui apro una parentesi, io non sono contrario al ciuccio, assolutamente, perché il ciucciamento, il succhiamento non è solo nutrizione, quindi noi siamo fatti così, lo possiamo vedere anche allo zoo, vediamo le scimmie, i cuccioli attaccati alle mamme H24, quindi dà anche un senso di appagamento, un senso di realizzazione, un senso di soddisfazione, quindi il succhiamento deve perdurare fisiologicamente fino ai 2 anni, 2 anni e mezzo, ma se si protrae un po' più a lungo che non comporta delle conseguenze irreversibili, mentre è fondamentale che il piccolo paziente ciucci, e poi di solito viene fatto solamente per addormentarsi, come diciamo noi in dialetto, peccunotto, non è che viene di solito utilizzato tante ore al giorno, se non in casi estremi, e comunque entro i 5 anni si può intervenire tranquillamente. Per correggere questa deformazione dei denti. Assolutamente. Un nostro telespettatore ci chiede al professore quanto tempo dura un trattamento ortodontico? Un trattamento ortodontico chiaramente dipende dalla gravità. Se noi parliamo di un trattamento ortodontico classico fatto con gli allineatori o con le stelline, come così vengono comunemente chiamato, dura da 1 anno, 1 anno e mezzo, massimo 2 anni. Bene, allora facciamo così, ci fermiamo per qualche istante, nel frattempo vi invito a rivolgere le domande che volete fare al professore al 342 7455 005, nel frattempo noi le raccogliamo e poi vi risponderemo. Fra pochissimo ritorniamo in diretta. Eccoci, stiamo parlando con il professor Sergio Sambataro, che è un esperto in ortodonzia bioprogressiva, è uno dei massimi esperti in Italia, un punto di riferimento, si è specializzato in Arizona sotto la direzione del dottor Robert Murray Ricketts, è presidente della Società Italiana di Bioprogressiva e docente anche all'Università di Milano. Professore, stanno arrivando diverse domande per lei, ne rivolgo un'altra. Una nostra telespettatrice dice: mio figlio ha 13 anni e un canino troppo alto, cosa consiglia, mascherine o apparecchio fisso, e quali sono le differenze? Allora, non sempre noi riusciamo a far scegliere i nostri pazienti. Diciamo che i risultati con le mascherine, i risultati con l'apparecchio fisso tradizionale non sono sempre sovrapponibili. Diciamo, per casi di allineamento e per casi diciamo un po' più semplici la mascherina sicuramente è l'apparecchio di elezione. Per casi un po' più complessi io suggerisco sempre l'apparecchio fisso tradizionale, appunto con l'apparecchio bioprogressivo a stadi e non con l'applicazione dell'apparecchio tutto in una volta. Quindi per rispondere alla signora consiglierei una visita da uno specialista in ortodonzia in modo che possa lui consigliare al meglio qual è l'approccio migliore. Professore, stavamo parlando di quanto sia importante avere dei denti ben allineati, correggere le malocclusioni, anche per la postura. Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere durante il congresso della Società Italiana di Bioprogressiva che si è svolto proprio alla Baia Verde la settimana scorsa, e abbiamo avuto come ospite il professore Rocabado, che è un fisiatra cileno che da sempre si è occupato di articolazione temporomandibolare ma soprattutto di postura della testa, e lui proprio ha confermato con diversi studi che il 50% della causa delle malocclusioni è dato
dato, diciamo, da tutto quello che c'è al davanti della colonna, ma l'altro 50% derivante dalla postura. Quindi ha dimostrato come la postura mandibolare influisce con proprio la postura della testa e quindi la postura delle spalle, la postura del bacino e così via. Quindi un approccio in alcuni casi, diciamo, discendente, che può chiaramente influire anche in casi molto più gravi anche la deambulazione. Qualcuno ci chiede, ma il bite che molti dentisti stanno proponendo è una buona soluzione? Allora, il bite a mio avviso è una soluzione solamente temporanea. Bite dall'inglese significa morso, quindi significa interporre qualcosa tra le arcate. E io interpongo qualcosa tra le arcate quando queste due arcate non sono congruenti. Quindi il bite lo utilizzo per un periodo limitato del tempo in modo da rendere proprio la mandibola nella giusta posizione, ma poi devo finalizzare il trattamento con un apparecchio, cioè devo spostare i denti affinché questi possano combaciare perfettamente senza il bite. Quindi il bite è solamente un dispositivo temporaneo che ci aiuta poi a ottenere una congruenza poi dentale, e l'occlusione perfetta dentale è quella che ci deve accompagnare per tutta la vita. Quindi con il bite, diciamo, non c'è un automatico riallineamento nel tempo, utilizzandolo magari, non so, per un lungo periodo? No, perché non sposta i denti, è come se noi abbiamo, diciamo, una porta, no? Pensiamo a una porta battente che non chiude male, quindi anziché diciamo, spostare la serratura in modo da avere una congruenza, mettiamo un qualcosa che impedisce a questa serratura di andare, adattiamo la serratura. Ma se noi togliamo questo adattamento, la serratura rimarrà sempre lì. Tolto il bite, noi abbiamo sempre sotto diciamo, la malocclusione. Quindi il bite è solamente un modo sia per rilasciare muscolatura, per riposizionare l'articolazione, che nel paragone, diciamo, della porta battente sarebbe la cerniera, ma poi bisogna in qualche modo intervenire appunto sulla chiusura, sui denti. Qualcuno ci chiede perché a volte durante i trattamenti ortodontici è necessario estrarre alcuni denti sani. Ecco, questo è stato uno degli obiettivi del professore Ricketts, perché proprio durante la sua specializzazione negli anni 40, passeggiando negli studi dentistici, proprio si usava dire "floor on the floor", che dall'inglese significa i premolari sul pavimento, perché addirittura proprio i dentisti, prima di inviare il paziente dall'ortodontista, cioè dallo specialista in ortodonzia, estraevano i 4 premolari, perché era lo standard a quei tempi. Il professore Ricketts proprio ha dimostrato invece che questa pratica era assolutamente controindicata per lo normale sviluppo funzionale dell'apparato stomatognatico, e quindi attualmente vero è che si fanno ancora le estrazioni e noi chiaramente le facciamo, ma si fanno come escamotage a fine crescita, cioè quando noi non possiamo più intervenire sulle basi ossee, l'unico modo per avere un compenso dei denti e dell'osso che contiene i denti è quello purtroppo di estrarre i denti, ma con l'approccio bioprogressivo noi l'abbiamo ridotto a meno del 10% dei nostri trattamenti. Quindi è rarissima. È molto raro, mentre un tempo era quasi una prassi. Esattamente. Cosa possiamo dire di altro, quando, per esempio sui ragazzini, quando sono poi via via che crescono a 12 anni, poi in età adulta, ecco, si può intervenire sempre o è meglio intervenire quando si è giovanissimi? Ecco, una persona già adulta, penso 40-50 anni, può affrontare un problema del genere oppure non è più consigliabile, non so. No, assolutamente sì. Io dico che i denti si possono spostare finché sono in bocca, quindi finché noi abbiamo i denti possiamo spostarli. Il problema non è lo spostamento dei denti. Il problema è l'obiettivo, cioè noi e il paziente deve essere ben consapevole che affrontando un trattamento ortodontico in età adulta il suo obiettivo saranno solo i denti, non si possono spostare le basi ossee, quindi quello si può fare, come già abbiamo detto, solamente sul paziente in crescita. Quindi l'obiettivo di allineamento dei denti, di correzione delle malocclusioni lievi, chiaramente si può fare fino a qualsiasi età, non c'è un limite chiaramente, però tra intervenire su un paziente giovane con un osso giovane sicuramente è molto più accettato, diciamo, da un punto di vista biologico, quindi molto più semplice per noi e per il paziente chiaramente che subisce il trattamento ortodontico.
Allora, una nostra telespettatrice, anzi un nostro telespettatore ci dice: per pulire meglio i denti durante il trattamento cosa si può fare? Il fluoro è consigliato? Sì, tanto per pulire i denti è necessario utilizzare un apparecchio, diciamo uno spazzolino ortodontico, che è uno spazzolino particolare, oppure coadiuvarsi con degli idropulsori o comunque con degli spazzolini elettrici. E sicuramente le applicazioni di fluoro hanno un vantaggio, perché rimineralizzano e impediscono la formazione di carie proprio nei punti di giuntura tra l'apparecchio stesso e il dente. Ma questo sarà lo specialista poi a indicare questo tipo di trattamento ai pazienti proprio durante il trattamento ortodontico. Questo trattamento al fluoro lo fa il dentista, oppure possiamo appoggiarci ai famosi dentifrici che troviamo nei supermercati, nei grandi discount? Spesso c'è scritto al fluoro, dentifricio al fluoro. Assolutamente, noi consigliamo i dentifrici, diciamo, che contengono fluoro, ma appunto in casi che vengono selezionati dal dentista o comunque durante il trattamento ortodontico, l'applicazione di fluoro rimineralizza in qualche parte la parte più superficiale del dente, che è lo smalto, e quindi si possono prescrivere o delle applicazioni proprio in studio, oppure noi diamo delle mascherine con dei gel proprio dedicati, che poi il paziente può applicare in modo da diciamo, favorire questa rimineralizzazione dei denti. Ecco, una domanda che esula un po' dall'ortodonzia, ma gliela voglio rivolgere ugualmente. Ci sono tutti questi come dire, procedimenti per sbiancare i denti, sia come dentifrici, ma anche dai dentisti. Ci sono questi trattamenti molto efficaci perché effettivamente i denti sono appaiono molto più chiari, eccetera. Rovinano il dente? Effettivamente un po' sì, quindi non sono indicati, diciamo, sia ce ne sono di tante tipologie. Noi di solito suggeriamo quelli meno aggressivi, che guarda caso sono anche quelli meno efficaci, però diciamo, preservano la salute del dente stesso, per due motivi. Uno, perché chiaramente l'azione sbiancante lede un po' la parte superficiale dello smalto, e questa, diciamo, microcorrosione rende anche il dente più sensibile. Quindi se questi trattamenti vengono fatti una tantum, allora sono indicati, ma se vengono fatti in maniera ripetuta, le conseguenze poi potrebbero essere quella di una ipersensibilità, che è molto fastidiosa appunto nei denti. Che consigli possiamo dare a questo punto per avere una bocca sana? Sicuramente, e questo anche su indicazione del pediatra, noi abbiamo collaborato tantissimo a livello appunto di Società Italiana di Bioprogressiva con i pediatri, e abbiamo, diciamo, loro insegnato proprio quali sono i punti chiave da vedere. Quindi la visita dal pediatra e l'occhio del pediatra è sicuramente di un valido aiuto. E diciamo, alle mamme così dico di non preoccuparsi se i piccoli pazienti hanno i denti da latte larghi, con quei diastemi. I denti larghi sono fisiologici, soprattutto a 5 anni, perché i denti larghi significa che si sta preparando diciamo, la bocca a ricevere i denti permanenti, che sono poi quelli che noi abbiamo da adulti. Quindi certe volte vengono le mamme diciamo, preoccupate: ah, mio figlio ha tutti i denti larghi, sono brutti. Invece quello proprio è un segno di crescita, noi chiamiamo eumorfica, cioè che sta avvenendo in maniera fisiologica. Al contrario, i denti stretti o senza questi diastemi chiaramente provocano degli affollamenti, perché le arcate non si preparano, diciamo, a ricevere i denti permanenti molto più grandi. E qui ritorno alla visita, appunto, che io consiglio sempre a 5 anni, in quanto il dentista si rende conto della quantità di spazio, se è sufficiente o meno. Quindi sicuramente l'approccio è quello, la visita prima che cambiano i denti, in modo da guidare, ecco, l'eruzione dei denti permanenti senza toccarli. Delle precisazioni che credo siano ormai, come dire, le mamme, i genitori sanno, cioè i cibi che non devono mangiare i bambini, o quantomeno devono mangiare in misura ridotta, gli zuccheri, questi, insomma, quello che viene chiamato junk food. Sì.
Eh sì, sicuramente, vabbè, questa... E poi i bambini che spesso non si vogliono lavare i denti. Ecco. Allora, noi sempre consigliamo chiaramente dopo ogni pasto di lavare i denti, ma soprattutto, a parte la raccomandazione di evitare tanti cibi zuccherati, perché questi zuccheri vengono metabolizzati dai batteri, si trasformano in acidi e l'acido chiaramente corrode i denti, quindi evitare bevande gassate, bevande zuccherate e cibi particolarmente dolci. Però io voglio dire un'altra cosa, voglio porre l'attenzione sulla consistenza del cibo, quindi fate mangiare ai vostri figli carote, finocchi, mele a morsi, perché i nostri figli non masticano più. Noi compriamo un cibo premasticato e quindi questo, a parte la qualità, anche la consistenza è uno degli aspetti che chiaramente deve essere attenzionato nell'alimentazione dei piccoli pazienti. Allora, siamo quasi in chiusura, un nostro telespettatore ci invita a sottolineare ancora di più e a spiegare ancora meglio in che modo la chiusura della bocca è correlata alla postura, cioè a come noi stiamo dritti. Allora, questa è una domanda interessantissima. Quando noi abbiamo una difficoltà, cosa diciamo, no? Per superarla? Diciamo stringi i denti. Sì. E quindi significa che noi siamo stati fatti in modo che la nostra, diciamo, chiusura, quindi la massima intercuspidazione, la massima chiusura, dà degli input propriocettivi, che siano proprio degli input sensoriali al nostro sistema, che ci danno più forza muscolare e più stabilità. Quindi noi abbiamo contenuti nei nostri denti dei sensori che sono sensori che comandano i muscoli in maniera indiretta e quindi in maniera diretta, ma dico senza diciamo necessariamente il comando volontario, e questi ci aiutano appunto alla deambulazione, alla fonazione. Quando noi camminiamo non pensiamo a come mettere i piedi, quando noi respiriamo non pensiamo a come dobbiamo respirare, e anche quando noi parliamo. Quindi l'occlusione è di contro la malocclusione chiaramente dà questi input. Se noi abbiamo la congruità nelle arcate dentarie, questi input sono positivi. Se noi abbiamo l'incongruità delle arcate dentarie, questi input sono negativi. Facciamo il caso di un morso incrociato, cioè che io da un lato chiudo bene, dall'altro chiudo male. Da quale lato masticherò? Dal lato che chiudo bene. Quindi il lato che chiude bene, se il morso incrociato per esempio è in crescita, si svilupperà di più dell'altro lato, e questo chiaramente si ripercuote su tutta la catena cinetica e su tutta la catena muscolare del corpo. Quindi crea un disequilibrio. Assolutamente sì. E gli anziani che spesso non hanno i denti, cosa... Molti dicono finiscono i problemi. Da un punto di vista questa cosa è vera, nel senso che questi input sensoriali non ci sono più, perché non essendoci i denti manca la sensibilità, e questo è testimoniato anche dal fatto che gli anziani che poi ricorrono a protesi sugli impianti chiaramente sono contentissimi, perché riusciamo a riabilitare con denti fissi anche persone che prima erano edentule e dovevano ricorrere a protesi molto fastidiose mobili, però dicono: dottore, ma io non ho più la sensazione della masticazione. E quindi diciamo che in effetti l'incidenza, diciamo, delle anomalie posturali derivanti dall'approdo stomatognatico nei pazienti edentuli chiaramente è inferiore. Grazie professore, abbiamo finito il nostro tempo. La ringrazio anche a nome di tanti telespettatori che ci stanno scrivendo proprio per ringraziarla per la semplicità con cui ha spiegato un argomento e una disciplina che può apparire ai più complessa, e cioè l'ortodonzia bioprogressiva. Grazie veramente tanto, grazie alla regia che ci ha seguito fin qui, e grazie anche a voi, e alla prossima.